Allora, io adesso sono in un limbo da quel giorno che lui ha detto questa frase, dovete aiutarmi perché non dormo più la notte, mi giro nelle coperte, mi perdo tra un sogno e l'altro. Non ti vaccini, ti ammali, muori, va bene. Poi però hanno iniziato a mandare in giro le multe per gli over 50 non vaccinati, giusto? Bon. Ma se non ti vaccini, ti ammali, muori, a chi cazzo hanno mandato le multe? Qualcuno mi aiuti a capirlo. No, sono qua che è da un anno che cerco una risposta. Tolgono le sale, è incredibile. Cioè le parole, che poi io dico, facessimo sedute spiritiche, messe nere, sacrifici umani, no? Ci sta che ti tolgano una sala, perché voglio dire, ma parliamo, no? E allora mandano però di solito un infiltrato, di norma è qualche giornalista locale. E anche qua, cioè, perché io poi adesso inizio a percepirli, no? Li riesco a sgamare, a riconoscere. Ti sento, amico, che sei qua in mezzo. Cioè, non so. Sono felicissima oggi di avere qui con noi Matteo Gracis, che ringrazio. Grazie dell'invito a voi. E Gianmarco Landi. E allora io vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi in questa calda domenica di agosto e lascio la parola a Matteo Gracis. Grazie. Grazie. Buonasera, ciao. Grazie dell'invito, è un piacere tornare qua. No, devo iniziare appunto perché ha fatto una battuta Francesca, ma è una battuta a metà, nel senso che una settimana fa mi ha chiamato e mi ha detto abbiamo un problema. Stanno girando voci tra i gruppi WhatsApp, Telegram, Gracis. Ma è un massone, è un gatekeeper, si è venduto, no? Sono queste le voci. Allora bisogna un attimo parlarne, perché a parte il fatto che io spero che ci sia qui qualcuno di quelli che magari sono convinti di queste cose, che magari mi può aiutare, perché potrei essere il primo massone della storia ad esserlo senza sapere di esserlo. Allora cioè, che qualcuno mi aiuti a capire. Esatto, perché se sono un venduto devo andare a batter cassa, no? Ma vedete poi la cosa del massone sta girando perché qualcuno ha messo insieme una serie di fotografie in cui mi sarei fatto fotografare con un occhio chiuso, un occhio aperto, una mano davanti alla faccia, però c'è del disagio in queste cose. La questione del gatekeeper faccio fatica anch'io a capirla. Gatekeeper è il guardiano del cancello, cioè colui che mette in giro determinate informazioni e notizie che sono comunque funzionali al sistema per non si capisce bene, no? Tutte queste cose qua. Allora, visto che questo evento si chiama complotto di una notte di mezz'estate, io vorrei iniziarlo proprio con questa frase. Negare che esistano i complotti è tanto grave quanto vederli ovunque. Ci siamo? Perché secondo me stiamo un po' perdendo la bussola. Iniziamo a vederli ovunque. È anche comprensibile, perché ci sono state dette talmente tante bugie, ci hanno preso talmente tanto in giro, che adesso qualsiasi cosa che succede, vediamo il complotto. Ma sta cosa qua non va bene. Non va bene, bisogna rimanere un po' lucidi, coi piedi per terra, altrimenti, ripeto, è tanto grave quanto negare che esistano completamente. Allora, questo è un po' il mio invito. Io sono infatti un sostenitore del beneficio del dubbio e del pensiero critico, non del complottismo sfrenato, che è un'altra cosa. E allora l'invito è poi sempre lo stesso, al dialogo, al cercare di non creare fazioni, a non perdersi in delle tesi cospirazioniste che non hanno nessun senso. Io ci vedo molti avvelenatori di pozzi in tutto questo. Cioè, secondo me è arrivato il momento di capire chi è il vero nemico. Io di recente sono stato anche a un evento a Roma con altri relatori. Dovete sapere che non è che io partecipo agli eventi con altri relatori con gran piacere, ma non perché voglio fare la prima donna o non mi piacciono gli altri relatori, ma perché sapendo quanto facilmente vengono strumentalizzate le parole,
Bisogna stare attenti, perché uno appena un po' esposto mediaticamente, se sul tuo stesso palco c'è qualcuno che dice una cosa che non va bene, tu vieni accomunato a quella cosa là, no? E quindi io in questi anni ho sempre cercato di districarmi in queste ragnatele di polemiche, di questioni che a volte non vanno bene. Detto questo, adesso sto iniziando anch'io a partecipare a determinati eventi con altri relatori, perché l'invito è quello di dire: uniamoci. Uniamoci, cioè chi è il vero nemico? Non potremo mai essere d'accordo su tutti gli argomenti, avremo sempre punti di vista e opinioni diverse, e va bene così, perché la pluralità di opinioni è una cosa preziosa e importante, però probabilmente possiamo avere un nemico comune, allora certe battaglie possiamo portarle avanti insieme. Per quanto mi riguarda, il mio unico nemico è l'establishment, e l'establishment è chi detiene il potere politico ed economico, punto. Non sono gli altri, non sono quelli che magari sono i cittadini che hanno fatto scelte diverse dalle mie, che la pensano in maniera diversa da me, che combattono battaglie che non mi interessano. Quelli non sono nemici. E quindi l'invito è un po' quello, di lasciar perdere adesso ste cose qua, dei massoni, dei gatekeeper, di tutta sta roba. Quindi non lo so se appunto in mezzo a voi c'è qualcuno, oppure magari avete conoscenti amici, passate parola, no? E cercate secondo me di dire che se continuiamo a perderci nelle guerre tra poveri, continueremo a fare il gioco dei potenti, perché è questo che vogliono. E ci riescono, il famoso dividite et impera, funziona da 2000 anni, no? E quindi vabbè, insomma, questo era un po' una premessa dovuta, perché poi a me dispiace quando appunto la Francesca mi chiama e mi dice: ecco, ma come mai ci sono queste voci? Vabbè, insomma, andiamo avanti sempre comunque. Vi domando, chi è che era già venuto al mio precedente evento in questa location? In pochissimi, bene, almeno posso rigiocarmi le battute della volta scorsa, se no avrei dovuto inventarmi qualcosa di nuovo. No, dovete sapere che io mi sono sempre sentito un gran disadattato, soprattutto quando ero ragazzino, no? Ho sempre visto un mondo che girava al contrario, che non capivo. Mi facevo 1000 domande senza trovare le risposte. Non capivo quello che mi dicevano i grandi. Mi dicevano: Matteo, sii te stesso, nella vita la cosa più importante è essere se stessi, no? Io provavo ad essere me stesso e combinavo dei casini incredibili, soprattutto a scuola, perché come fai ad essere te stesso in un luogo basato sull'omologazione? O sei te stesso o vieni omologato, no? Poi mi dicevano: Matteo, mi raccomando, sempre gentile con gli altri, premuroso, mai egoista. Provavo ad essere così e mi prendevo delle fregature incredibili, perché come fai ad essere così in un mondo basato sulla competizione, dove se non sei un minimo egoista ti si mangiano vivo? E in questo inferno adolescenziale, in questa palude da cui non venivo fuori, mi dicevano soprattutto: Matteo, goditela, la tua adolescenza, sì, perché poi vedrai quando cresci, quando diventi grande. E io pensavo: Madonna, ma mi butto da un ponte subito, se è così adesso, perché cosa succede dopo? E poi leggo 2 righe in un libro che mi cambiano la vita, 2 righe che non trovo all'interno di un libro di quelli di scuola. Non ho mai capito perché le cose importanti a scuola non te le insegnano. Trovo queste 2 righe che mi cambiano la vita in un libro abbandonato per casa dai miei genitori un po' alternativi, ex hippie. Libro di Krishnamurti, un pensatore orientale. E queste 2 righe che mi cambiano la vita dicevano: non è segno di buona salute mentale sentirsi ben adattati a una società malata. Cavolo, e perché non me l'avete detto subito? Il primo giorno all'asilo dovevate dirmi sta roba qua, perché cambia tutto. Vuoi vedere che il problema forse non sono io, ma forse è la società? E vuoi vedere che non solo non è un problema sentirsi strani, disadattati, alieni, ma addirittura può essere un bene in una società del genere? Ecco, da quel momento in poi cercai altre conferme a quella frase, e ne trovai tantissime sempre fuori dai libri di scuola. Ne trovai tantissime anche girando per il mondo, facendo esperienze di qua e di là, cadendo e rialzandomi 1000 volte, finché mi ero illuso di aver trovato il mio posticino nel mondo, di poter vivere in una società e sentirmi un po' più a mio agio. Dico mi ero illuso perché poi è arrivato il 2020 e là è successo qualcosa che mi ha fatto pensare a un déjà vu. Come mai di nuovo un mondo che sembra girare al contrario? Cosa sta succedendo? Ho iniziato a vedere delle cose e a non capirle, a chiedermi: ma è un film di fantascienza o è la realtà?
ho iniziato a vedere dei droni e degli elicotteri correre dietro alle persone che uscivano di casa per portare il cane a far la pipì. E non capivo, ma è un film di fantascienza o è la realtà? Ho visto un furgone super tecnologico partire dal cuore dell'Europa, da Bruxelles, e arrivare per gli affari suoi fino al confine italiano, poi improvvisamente scortato dalle forze dell'ordine. L'ho visto arrivare qua in pompa magna, con tutti i telegiornali a mostrarci questo arrivo glorioso. Un furgone tecnologico perché doveva conservare un qualcosa di estremamente prezioso a meno 80 gradi. Ve lo ricordate? Poi ho visto la stessa cosa, non un'altra, la stessa cosa qualche mese dopo offerta tra un calippo e l'altro in spiaggia. E non capivo, ma è un film di fantascienza o è la realtà? Ho visto ospedali riempirsi di persone come mai successo prima in Italia. E il mio governo, il mio Stato dirci rimanete chiusi in casa perché non abbiamo la cura contro questa cosa. E allora non si scherza, si rimane chiusi in casa. Però ho visto contemporaneamente degli uomini di scienza, dei dottori, dei medici provare a farsi sentire mentre urlavano ma noi le abbiamo le cure, noi stiamo curando le persone. E ho visto il mio Stato ostacolare questi dottori, radiarli, zittirli, metterli spalle al muro. Perché? Piccola parentesi, a 2 anni di distanza la comunità scientifica internazionale è giunta alla conclusione che effettivamente con un'aspirina si evitavano il 90% delle ospedalizzazioni. Cioè con gli antinfiammatori, le stesse cose che usavano quei dottori che dall'inizio curavano le persone. Ho visto milioni di persone uscire di casa con l'ombrello aperto, anche se fuori c'era il sole in una giornata come questa, perché la TV gli aveva detto che pioveva. E io mi continuavo a chiedere, ma è un film di fantascienza o è la realtà? Sto andando fuori di testa, evidentemente, perché la cosa che più mi mandava fuori di testa era pensare come fanno gli altri a non farsi queste domande? Me le faccio solo io? Ed è là che ho iniziato a fare dei video su Facebook, era una specie di messaggio nella bottiglia, no? Tipo c'è qualcuno là fuori, perché mi sentivo solo, mi sentivo strano. In realtà ho scoperto che eravamo in tanti a farci queste domande, no? Che poi le domande sono alla base del pensiero critico. Senza domande non siamo esseri umani, siamo automi, siamo macchine, robot, cyborg. E le domande sono anche alla base di chi fa il mio mestiere, quello di giornalista. Sono 5 le domande che deve fare un giornalista. Te lo insegnano il primo giorno a scuola di giornalismo. È il modello anglosassone delle 5 W. What, who, when, why, where. 5 domande, 5 risposte, una notizia. È così che si fa giornalismo. Se non fai le domande non fai giornalismo, ma un'altra cosa che si chiama propaganda. Ed è quello che è successo soprattutto negli ultimi anni. Il problema qual è? Il problema è che l'informazione plasma la vostra percezione della realtà. Voi vi costruite un'idea del mondo in cui vivete in base alle notizie che vi vengono date. Se oggi cade un aereo in Giappone e nessuno vi dice che quell'aereo è caduto in Giappone, quell'aereo per voi non sarà mai esistito nei vostri pensieri. E nel momento in cui l'informazione è distorta, la vostra percezione della realtà sarà distorta. E vi convincerete di vivere in un mondo che non esiste, un mondo nel quale, per esempio, potreste uscire di casa con l'ombrello aperto anche se fuori c'è il sole, perché loro vi hanno detto che fuori piove. Un mondo nel quale, sempre per esempio, potreste convincervi del fatto che abbassando il condizionatore di 2 gradi a Vittorio Veneto potete fermare una guerra in Ucraina, perché non ve l'ha detto il vostro amico ubriacone al bar al 4º giro di spritz, ma un presidente del Consiglio in conferenza stampa nazionale. Il giorno dopo i giornali hanno riportato quella frase così come lui l'ha detta, come verità assoluta. E lui non ha usato parole interpretabili, ha detto, guardando proprio una giornalista, vuole la pace o il condizionatore acceso? E lo scandalo non è quello che lui ha detto. Lo scandalo è che in quella conferenza stampa non ci sia stato un giornalista capace di fare il suo lavoro, ovvero alzare la mano e fare una domanda semplice. Scusi Presidente, cosa cazzo sta dicendo? Perché evidentemente tu, Presidente del Consiglio, se dici una cosa del genere, sai qualcosa che io non so, me la devi spiegare.
Io la devo capire e poi spiegarla ai lettori. È così che funziona il giornalismo. Quello che so io, in questo caso, nel mio piccolo, è che la Russia, perché di quella parliamo, è 50 volte l'Italia, la proporzione è 1 a 50. E so che la Russia, come principale alleato politico, ha la Cina, la più grande potenza economica mondiale. Allora tu, Presidente del Consiglio, mi devi spiegare come faccio io a Vittorio Veneto, abbassando il condizionatore di 2 gradi, a fermare una guerra in Ucraina, perché sto influenzando la geopolitica e l'economia della Russia. Se tu non me lo spieghi, se io non te lo chiedo e il giorno dopo riporto le tue parole sui giornali come tutti hanno fatto in Italia, sapete che cosa succede? Che Piero Pelù si fa un selfie, ok? Con le manine così, col condizionatore spento alle sue spalle e con scritto sto fermando la guerra, fallo anche tu. Non è una battuta, l'ha fatto veramente. È passato un anno, amico Piero, qualcosa è andato storto, no? Purtroppo, perché ci piacerebbe a tutti fermare una guerra abbassando il condizionatore. Io lo tiro giù a picconate il mio condizionatore se può servire a fermare una guerra, ma non funziona così, non funziona così. Capite la percezione distorta della realtà, quanti danni può fare? Bisognerebbe anche dire 2 parole su sta guerra, è che per dire 2 parole su sta guerra bisognerebbe innanzitutto dire che non è una guerra tra Ucraina e Russia, ma una guerra combattuta per procura dagli Stati Uniti d'America attraverso la NATO, in cui l'Ucraina è la vittima sacrificale e noi con lei. È che non puoi dirla sta roba in Italia, perché se la dici sei immediatamente un filo putiniano. E quindi oltre a massone, gatekeeper, venduto, adesso ci aggiungiamo filo putiniano. Ma io non sono un filo putiniano, non sono mai stato. Putin non è un presidente che io appoggio, perché Putin non accetta le voci contrarie, le minoranze, la stampa libera. Come potrei appoggiare un presidente come Putin? Il problema è che in questo circo infernale che hanno messo in piedi da un anno, a me Putin sembra quello più lucido. E a me sta roba qua mi terrorizza, mi fa paura, sono là che ogni mattina incrocio le dita e mi affido a uno come Putin, sperando che non cada in qualche provocazione, perché continuiamo a buttare benzina sul fuoco e siamo al 10° pacchetto di sanzioni. Al 10° funzionano così bene che continuiamo ad andare avanti, anche queste funzionicchiano evidentemente. Al primo ci avevano detto tranquilli, pieghiamo l'economia della Russia, no? Al 10°, dopo un anno, il rublo vola e siamo noi piegati a livello economico, però si va avanti. Percezione della realtà, oltre a convincervi del fatto che si è convinto Piero Pelù, potreste anche convincervi sempre per esempio che se non ti vaccini ti ammali muori, perché anche questo ve l'ha detto un Presidente del Consiglio in conferenza stampa nazionale. E anche questo i giornali il giorno dopo l'hanno riportato così, addirittura qualcuno ha tolto le virgolette. Allora, io adesso sono in un limbo da quel giorno che lui ha detto questa frase, dovete aiutarmi perché non dormo più la notte, mi giro nelle coperte, mi perdo tra un sogno e l'altro. Non ti vaccini, ti ammali, muori, va bene. Poi però hanno iniziato a mandare in giro le multe per gli over 50 non vaccinati, giusto? Bon. Ma se non ti vaccini, ti ammali, muori, a chi cazzo hanno mandato le multe? Qualcuno mi aiuti a capirlo. No, sono qua che è da un anno che cerco una risposta. Dovete sapere che ultimamente ai miei eventi mandano degli infiltrati a controllare quello che si dice. Sapete che mi hanno tolto anche delle sale, è successo a Belluno, è successo a Bologna. A Belluno, tra l'altro, adesso incredibilmente la sala è ricomparsa, quindi siete invitati, tra l'altro, il 21 settembre al Teatro Comunale, perché vogliono fare le cose fatte bene, quindi, e Belluno, insomma, l'abbiamo ripresa. Bologna, invece, niente per il momento. Comunque, tolgono le sale, è incredibile, cioè le parole, che poi io dico, facessimo sedute spiritiche, messe nere, sacrifici umani, no, ci sta che ti tolgano una sala, perché voglio dire, ma parliamo, no? E allora mandano però di solito un infiltrato, di norma è qualche giornalista locale, e anche qua, cioè, perché io poi adesso inizio a percepirli, no? li riesco a sgamare, a riconoscere, ti sento amico che sei qua in mezzo. Di solito non si mettono né troppo vicini né troppo lontani, ma proprio così, al centro, e ridono alle mie battute per mimetizzarsi. Però intanto scrivono con un'agendina, così senza mai guardarla, no? Scrivono, prendono appunti, lo sta facendo anche adesso, lo so, sì. Se mi concentro, posso addirittura vedere
quello che sta scrivendo per l'articolo di domani, no? Sta scrivendo qualcosa tipo gruppo di terrapiattisti, complottisti, filoputiniani, applaude alle eresie del dottor Gracis. Sicuro lo sta scrivendo, no? Allora, caro amico giornalista, ho una brutta notizia per te. Io conosco un po' le regole del gioco e ti dico una cosa. Tutto quello che dico a questi eventi, soprattutto oggi, tutto dalla prima all'ultima parola è satira. E io con la satira dico il cazzo che mi pare. Nell'antica Grecia dicevano: ingiuriare i mascalzoni con la satira, a ben vedere, è cosa nobile, perché significa onorare gli onesti. E allora ingiuriamo i mascalzoni con la satira. Avete visto che non l'ho ancora pronunciato, no? Il suo nome, sono girato intorno, l'ho chiamato Presidente del Consiglio, lui, perché bisogna stare attenti, si invocano presenze oscure, no? Sì, no, visto che questo è un ambiente anche dall'energia alta, non vorrei turbare, no? Allora, io sta roba devo dirvi, io vi capirei se l'avessero chiamato Mario Orsacchiotti, perché uno si confonde, no? Dice, vabbè, dai, con quel nome là è uno buono, non può far del male. Ma cazzo, Mario Draghi. Cioè, peggio di così, lo chiamavano Mario Belzebù, prossimo, così almeno sapete con chi avete a che fare. Dovete sapere che poi è cambiato il sentimento che io avevo e ho nei confronti di Mario Draghi. Prima provavo molta rabbia nei suoi confronti. Oggi provo compassione perché non sta bene quell'uomo. Avete provato a guardarlo negli occhi? Avete visto che sguardo che ha? Ci sono le tenebre. C'è Isildur, Mordor, c'è qualcosa di strano là dentro, E allora ogni tanto quando sono a Roma lo cerco, vado in cerca di Mario Draghi, gli direi Mario vieni qua che ti do un abbraccio, stai tranquillo, sì. Io qua su in Cadore, che sono di qua, ho una baita, no? Nel cuore delle Dolomiti, nella natura incontaminata, gli direi Mario vieni con me, ci facciamo una passeggiata, senti il canto degli uccellini, ti faccio ascoltare un po' di Bob Marley, ci fumiamo una cannetta, secondo me rinsavisce. Sì, si mette a piangere, dice che cazzo ho combinato, Matteo scusa, ve lo immaginate? È satira. Che poi qualcuno dice, ma perché parla ancora di Draghi che nel frattempo abbiamo cambiato governo, è cambiato tutto, abbiamo voltato pagina, no? Insomma. E allora chi è che ci salva dai Draghi e dai droni? Chi è che ci salva? Il nuovo guru, il nuovo leader, il nuovo movimento, il nuovo partito? No, ci salviamo noi, non ci salva nessun altro. Ci salviamo noi e io sono convinto che una parte di noi ci può aiutare molto in questa grande sfida che abbiamo, che non è una sfida di costruire una nuova classe politica. Io lo so che in tanti vorreste quella roba lì, giustamente. Ma la questione è molto più ampia. La politica oggi non la fai più entrando in una cabina elettorale. Oggi la politica la fai molto di più entrando, o meglio ancora non entrando in un supermercato. È così che fai politica. La politica la fai creando una scuola parentale, la fai creando un'associazione culturale, un gruppo d'acquisto solidale. La politica la fai con l'inconsumo critico. Oggi il più grande atto rivoluzionario è coltivare un orto. Questa è la vera politica. Tutto il resto sono chiacchiere da bar, è carriera ed esecuzione degli ordini, perché a Roma fanno quello. A Roma eseguono gli ordini che vengono calati dall'alto, da Bruxelles e Washington, perché siamo una colonia, punto. Quindi se vogliamo una classe politica migliore, dobbiamo costruire una società migliore, non ci sono scorciatoie. E io mi rendo conto che uno dice, vabbè, hai voglia, è un percorso lungo, ostacoli. Così è vero, è un percorso lungo e ostacoli, ma sta succedendo pian piano. È partita questa specie di rivoluzione gentile, già da un paio d'anni. È che si fa fatica a vederla. Perché si dice che fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. E allora noi vediamo gli alberi che cadono, ma c'è una foresta che cresce nel sottosuolo silenziosa, c'è in tutta Italia. Bisogna foraggiarla, bisogna coltivarla, mandarla avanti, perché altrimenti continuiamo a delegare e credere che affidandoci a qualcuno, quel qualcuno si occuperà di noi. Ma veramente? Ma avete notato che ci siamo trovati di fronte negli ultimi anni al capolavoro delle classi dominanti. De André, il più grande cantautore italiano, nel 1973, no ieri, nel 1973, 40 anni fa, cantava. Grazie.
sono rimasto là. Ho bisogno ogni tanto di un supporto. 50 anni fa cantava, certo bisogna farne di strada per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Negli ultimi anni i poteri sono diventati buoni, sono riusciti a convincere le masse che loro dai piani alti fanno le cose per il nostro bene. È stupenda sta roba qua. I nuovi benefattori dell'umanità sono i nuovi filantropi, miliardari, persone che hanno passato la vita a accumulare soldi e potere e adesso improvvisamente pensano a noi. Cioè siamo passati da San Francesco, da Madre Teresa di Calcutta, persone che avevano il nulla, a Bill Gates e Jeff Bezos. Cioè, ma capito? Siamo al paradosso più totale e le persone ci credono, dicono vogliono il nostro bene. Questo è il capolavoro delle classi dominanti e ci facciamo la guerra tra di noi. E allora chi ci salva? Chi ci salva? Dai draghi, dai droni, dalle intelligenze artificiali, dalle bombe d'acqua, dai virus, da qualsiasi cosa, perché è un'emergenza continua. Ci salviamo noi e soprattutto una parte di noi. Io sono convinto che le donne avranno un ruolo da protagoniste e vi spiego perché sono convinto di questa cosa. Quel giorno Dio in persona disse ad Adamo ed Eva: ho creato tutto questo per voi. Qui potete fare quello che volete tranne toccare quella mela. Ok? Poi Dio torna a fare quello che stava facendo, era molto impegnato quel giorno, rimangono là Adamo ed Eva. Adamo inizia a correre per i prati, preso bene, galvanizzato, a urlare: Eva, guarda che figata, vieni qua, giochiamo con gli animali, facciamo l'amore, divertiamoci. Eva ferma immobile sotto l'albero. No, a me quelle robe non mi interessano. Come? Come non ti interessano? E cosa ti interessa? A me interessa la mela. Cazzo, la mela. Ma è l'unica roba che ci ha detto che non possiamo toccare. Appunto. Porca vacca. Se non gli avesse detto niente della mela, lei neanche si accorgeva che era là, con tutte le robe che c'erano. Vuoi che... No, invece, la mela. E cosa fa Eva? Mangia il frutto proibito. Prima cosa, noi ometti, giunti a questo punto, dovremo, secondo me, renderci conto di una cosa, che non possiamo comandarle, non hanno ascoltato Dio. Volete che ascoltino noi? Dai, non si può. Già vedo qualche moglie che suggerisce: hai sentito? Da stasera disastro a casa. Hai sentito cosa ha detto? Però la cosa importante di quel giorno è che quel giorno nacque una delle virtù più preziose dell'essere umano, la disobbedienza, che è alla base del libero arbitrio. La disobbedienza. La disobbedienza è uno strumento che noi abbiamo, grazie a voi donne. Noi saremo ancora là a dire: non possiamo toccarla, ce l'ha detto lui. No, invece ce l'abbiamo e che è a nostra disposizione. Ed è uno strumento potentissimo, così potente che a scuola non lo insegnano neanche. Eppure è uno strumento che ha contraddistinto i momenti più importanti della storia dell'umanità. Ok? Perché le persone che l'hanno messo in atto hanno cambiato la storia. E oggi noi queste persone le riconosciamo tutti come grandi dell'umanità, no? Eroi, esempi, ma ai loro tempi li abbiamo arrestati, etichettati, scherniti, arsi vivi, uccisi, crocifissi. Sì, perché parlo di persone come Nelson Mandela, Tolstoi, Gandhi, Malcolm X, Giordano Bruno, fino ad arrivare a un certo Gesù di Nazareth, il primo grande disobbediente. E sono persone che non hanno aspettato le masse per iniziare il loro percorso di disobbedienza. Loro sono partiti da soli e hanno cambiato la storia. Capite quanto potente è lo strumento della disobbedienza? Quando poi le masse sposano la vostra battaglia di disobbedienza, succedono quelle cose che si chiamano rivoluzioni, che questi signori sono riusciti ad accendere. E cosa succede? Succede qualcosa che ci ha spiegato Cerci con una frase molto semplice ma molto incisiva, che dice: se sotto il cartello vietato fumare trovi una persona che fuma,
gli fai una multa. Se sotto il cartello vietato fumare trovi 100 persone che fumano, chiedi loro gentilmente di spostarsi. Ma se sotto il cartello vietato fumare trovi 1000 persone che fumano, togli il cartello. E allora siamo noi a decidere quali cartelli vanno tenuti su e quali vanno fatti togliere. Non gli altri, siamo noi. Allora, visto che a scuola non insegnano più cos'è la disobbedienza, ma è uno strumento potentissimo, va tramandata come le fiabe iniziatiche, da nonni a nipoti, da genitori a figli, e lo si fa con una fiaba proprio, una storiella vera, da raccontare ai bambini prima che vadano a dormire, la sera, sottovoce, così i vicini non vi sentono. È la fiaba di Henry Thoreau, un grande professore universitario, un filosofo, che a un certo punto della sua vita si rifiutò di pagare una tassa al suo governo, perché questa tassa serviva a finanziare una guerra alla quale lui era contrario. Per questo il suo governo lo arrestò, lo mise in prigione. Era strano vedere Thoreau in galera, perché non era un emarginato, un criminale, era una persona rispettabile. Allora il suo miglior amico il giorno dopo lo andò a trovare e chiese di poterlo visitare. Lo portarono di fronte alla cella di Henry Thoreau. Il suo amico guardò dentro allibito e gli disse: Henry, cosa diavolo ci fai tu là dentro? Allora Thoreau si alzò in piedi, si avvicinò alle sbarre, guardò dritto negli occhi il suo migliore amico e gli rispose: la domanda giusta non è cosa ci faccio io qua dentro, è cosa ci fai tu là fuori. Questa è la disobbedienza. Quando una legge è ingiusta, può essere giusto infrangerla. Ok? E attenzione, perché se negli ultimi anni vi è parso di vedere leggi, norme, restrizioni o regolamenti vari ingiusti, è solo l'inizio. È solo l'inizio. Se qualcuno crede che ce la siamo lasciati alle spalle quella roba, non ha capito niente, ok? E se qualcuno crede di dover trovare un qualcosa per uscire e per tornare alla normalità, anche non ha capito niente. Non smetteranno mai di combattere, è chiaro? Non smetteranno mai. Prima ve la mettete via e meglio state. Ma neanche noi smetteremo mai di combattere. E allora va trovato una specie di equilibrio in tutto questo. Un equilibrio fatto di battaglie, in cui all'interno c'è la disobbedienza, ci sono i ricorsi, ci sono tante altre cose che si possono fare, denunce, resistenza, eccetera. E dall'altra parte c'è il godersi la vita, perché non possiamo passarla a combattere e basta. Sono queste due strade parallele che vanno portate avanti, secondo me. E allora come si fa oggi a godersi la vita? Riconoscendo quanto fortunati siamo. È da qua che si parte, dalla gratitudine, una parola che non usa più nessuno. Ma è la chiave di volta, sono le fondamenta da cui ricostruire tutto. La gratitudine. Perché fortunati? Uno pensa, ma pensa quanto fortunati sono stati altri ad essere vissuti in altri periodi storici, tipo quando? Ai tempi delle piramidi, a costruirle sotto il sole? No? Nel Medioevo allora? Neanche? Allora prendiamo un periodo a noi vicino che conosciamo tutti, inizio del Novecento, via, si parte. 15 anni, ben arrivato, prima guerra mondiale. Ma tu sei forte o fortunato e sopravvivi. Giusto in tempo per la spagnola, 120 milioni di morti. Ma tu sei forte o fortunato e sopravvivi. È il 1929, la grande crisi economica mondiale, una mattanza di diritti civili e sociali. Ma tu sei forte o fortunato e sopravvivi. Arrivi sui 40-45 anni e pensi, ma potrò iniziare finalmente a godermi la mia vita in pace? No, mi spiace, c'è la seconda guerra mondiale. Ma tu sei forte o fortunato e sopravvivi. A quel punto hai un altro problema, perché dipende dove sei nato. Se sei nato qua dietro l'angolo in Spagna, ad aspettarti c'è un certo Franco che inizia il suo percorso di dittatura, tanti auguri. Se invece sei nato in altre zone del mondo, come per esempio il Bangladesh, il Nicaragua o la Nigeria, giusto per citarne uno per continente, hai un altro problema a cui pensare. La tua aspettativa di vita è più bassa di quella di un cane nato in Occidente. Ok? Ci siamo? E allora mi permetto di dire che è vero, viviamo tempi difficili, ma siamo anche fortunati.
Non vi ho convinto tutti, Vi vedo dagli sguardi che c'è qualcuno perplesso. Fortunati noi, tra un drago e un drone, tra un'intelligenza artificiale e una bomba d'acqua. Allora, adesso vi porto in un posto con me, perché ogni tanto per rendersi conto di alcune cose bisogna andare negli inferi. Bisogna andare negli inferi, è là che si scopre quanto fortunati siamo. E allora vi ci porto io negli inferi, a manina. Innanzitutto vi dico questo, noi siamo campioni nel mondo in una disciplina che è quella del lamentarsi. Ci svegliamo ogni tanto la mattina senza un problema particolare, ma ce ne inventiamo apposta qualcuno per lamentarci. E la cosa più folle è che non ci lamentiamo con degli estranei, perché fermare uno per strada, no, che non conosciamo e gli diciamo scusa ti puoi fermare 5 minuti che ho voglia di romperti i coglioni un po', poi ti lascio andare, sarebbe più giusto, fatelo, piuttosto che invece lamentarvi dalla mattina alla sera con le persone a voi più care, vostra moglie, marito, figli, parenti, conoscenti, lasciateli stare loro, rompete le balle a un estraneo. E allora in questa specie di campionato del mondo di lamentele vi devo portare appunto negli inferi. Seguitemi. Quel giorno avevo 6 anni e camminavo insieme ai miei genitori per le strade di Bombay, una città nel cuore dell'India, una città gigante che nel frattempo ha cambiato nome, oggi si chiama Mumbai. Parliamo di 35 anni fa. Era strano vedere un bambino europeo camminare per Bombay 35 anni fa, tant'è che ero circondato da bambini indiani che mi guardavano incuriositi come se avessero visto un astronauta per la prima volta nella loro vita. Erano incuriositi soprattutto dai miei vestiti. Non avevano mai visto un bambino con degli abiti colorati, puliti ed integri. Mai. E io ero altrettanto curioso nei loro confronti, perché nemmeno io avevo mai visto dei bambini vestiti con dei brandelli di stracci sporchi, o alcuni addirittura nudi. E quindi ci studiavamo, no, reciprocamente. Finché iniziai a notare che uno di loro era senza una mano e un altro senza un braccio, a un altro mancava una gamba. E infine ne vidi uno che provava a spingersi su un carrello improvvisato, privo di qualsiasi arto. E quindi iniziai a farmi delle domande. Che cosa è successo qui? Lo chiesi ai miei genitori che erano lì con me. Mamma, papà, perché tanti di questi bambini sono mutilati? Vidi i miei genitori guardarsi tra di loro, interdetti, quasi a dire, glielo diciamo o no? Avrà l'età giusta per capirlo? Alla fine decisero di spiegarmelo e mi dissero che ai tempi in India, nelle famiglie particolarmente numerose e povere, ovvero il 90% delle famiglie indiane dell'epoca, era una prassi comune che dopo il secondo figlio i genitori stessi mutilassero il nuovo arrivato, perché in questo modo sarebbe stato più efficace nel fare l'elemosina. Sarebbe riuscito a portare a casa qualche monetina in più in grado di salvare la vita agli altri fratelli e alla famiglia. Questi sono gli inferi. Abbiamo costruito un sistema, un mondo nel quale i genitori sono costretti a mutilare i propri figli per salvare gli altri. E contemporaneamente in altre zone del mondo l'obesità fa più morti della fame. L'Homo sapiens sapiens è riuscito a creare sta roba qua. Ora vi ci porto fuori però dagli inferi. Non vi lascio là. Ricordo perfettamente quel giorno come tutti quei bambini, tutti, compresi quelli mutilati, fossero incredibilmente sorridenti. E noi abbiamo il coraggio di lamentarci. Abbiamo il coraggio di non riconoscere quanto fortunati siamo, di non riconoscere l'enorme privilegio che abbiamo avuto nel nascere qui e ora. Abbiamo il coraggio di sprecare la nostra vita e le nostre giornate preoccupandoci. Io la odio questa parola. Matteo, ma non sei preoccupato?
Avete mai pensato a che cosa vuol dire la parola preoccuparsi? Preoccuparsi vuol dire occuparsi di un qualcosa che deve ancora succedere. È follia totale. È da quando sono nato che sento questo slogan nelle orecchie: vivi il momento, carpe diem, cogli l'attimo, the life is now, no? Perfino nelle pubblicità ce l'hanno sbattuto. E poi nessuno di noi lo fa. Addirittura adesso le nuove generazioni sono completamente ovunque tranne che nel presente, perché passano un concerto col telefonino in mano. Porca di quella puttana, dovete vietarglieli, perché quella roba là è il futuro, non è il presente, e il futuro non esiste. Quindi bisogna tornare a questi concetti qua e alla gratitudine prima di tutto. La prima cosa che dobbiamo fare ogni mattina appena ci svegliamo, e l'ultima la sera prima di andare a dormire, è correre davanti a uno specchio, fare un sorriso gigante e dire grazie. Non importa chi o che cosa, decidetelo voi, ma è da qui che si riparte, tutto il resto viene dopo. Grazie. Sono tornato in India di recente, dopo 35 anni, perché mio figlio qualche mese fa ha compiuto 11 anni, mi ha detto: papà, quest'anno voglio il regalo più bello del mondo. Allora gli ho detto: va bene, mettiti lo zaino in spalla e ti porto in India. Siamo partiti io e lui, arriviamo a Delhi, persi i bagagli. Cazzo, è bruttissimo, è brutto, perché arrivi con un bambino di 11 anni a cui stai facendo il regalo più bello del mondo. No, anche perché non ti fermi a Delhi non c'è niente da vedere. Da Delhi riparti e giri per l'India, ma girare per l'India non è come girare qua. Ci sono i treni ancora un po' sgangherati, stai tanto tempo a fare strade, cose, e quindi dovevamo ripartire subito. Ma come fai senza bagagli? Sebastian era incazzato nero, no? Come fanno nel 2023? Avevano perso i bagagli di mezzo aereo, c'era l'aeroporto di Delhi che era un casino, vi lascio immaginare. Gente che urlava, che piangeva, che si disperava, che imprecava, che lanciava robe. A un certo punto ho preso Sebastian e l'ho fatto sedere, gli ho detto: Sebastian, sediti un attimo qua, ascolta, i bagagli sono andati, noi non possiamo più fare niente in questo momento per i bagagli, però possiamo decidere come reagire a quello che ci è successo. E questa cosa qua è quello che ci succede in continuazione nella vita. Noi non possiamo mai decidere quello che ci succede, però possiamo sempre decidere come reagire a quello che ci succede. E allora gli ho detto: possiamo imprecare contro questi bastardi che ci hanno perso i bagagli per una settimana e magari rovinarci anche il viaggio, oppure lasciare andare, lasciar correre e andare avanti al meglio delle nostre possibilità e senza bagagli. Non l'ho convinto del tutto, mi ha guardato un po' perplesso, però mi ha detto: va bene papà, proviamoci. Allora ho aggiunto: dai, proviamoci. E poi chi lo sa, magari facendo così siamo anche fortunati e i bagagli ce li ritrovano, vai a vedere, non si sa mai, tentar non nuoce, no? E così siamo partiti. 4 giorni dopo, a Jaipur, in una città centinaia di chilometri distante da Delhi, la sera in albergo, sono arrivati i nostri zaini. Non so come, non voglio neanche saperlo, come hanno fatto arrivare là, ma c'erano. E quando Sebastian li ha visti ha detto: cazzo papà, ma è magia questa. E io ho detto: c'è chi la chiama magia, c'è chi la chiama forza dell'attrazione, pensiero positivo, ottimismo, chiamatelo come volete, ma funziona. Ma funziona. Io, nonostante tutto, rimango un inguaribile ottimista, perché vedete, il vero ottimista non è colui che crede che tutto andrà bene, quello è il fesso. Il vero ottimista è colui che sa che ad ogni problema c'è una soluzione. Grazie ancora. Grazie mille. Credo che ci sia spazio per un paio di domande. Si fanno domande, vero? Non lo so, io... La facciamo dopo la fine o adesso? Non lo so. Dopo? Dopo tutto? Allora basta, io ho finito? Aspetto ordini. Ah, no, in realtà, no, scusate, devo chiedere scusa. In realtà io ero qui per presentare il mio ultimo libro, vero? Lo so, scusate, mi sono perso via. No, è perché io odio le presentazioni dei libri. Grazie mille. Ma non lo so se sono solo io che si annoia da morire. Quando io andavo alle presentazioni dei libri degli altri autori e mi annoiavo tantissimo, perché ogni volta c'è lo scrittore che apre il suo libro, vi legge un passaggio, si vanta del suo lessico, e io ogni volta pensavo: ma cazzo, ma lascia che me lo leggo io il tuo libro.
prova a farmi incuriosire, no? Perché è quello che fai in una presentazione. Allora ho sempre pensato che poi alle mie presentazioni non avrei mai fatto quello che fanno gli scrittori tradizionali. Infatti mi sono completamente dimenticato, io sono un po' estremo, non vi ho parlato. Comunque dai, velocemente, compiti per anime irrequiete. Non è neanche un libro da leggere, è un libro da usare. Quindi se avete voglia di un romanzo da leggervi sotto l'ombrellone, non compratelo, non fa per voi. Invece è meglio il manuale a quel punto, il manuale di sopravvivenza per esseri umani che sentono alieni. Invece quest'ultimo, Compiti per anime irrequiete, è un libro proprio da scrivere, sono 4 schede divise per stagioni, quindi estate, autunno, inverno, primavera, con degli input, dei compiti da provare a fare, ok? È nato sui social perché la scorsa estate avevo fatto questa specie di compiti alternativi per le vacanze estive che sono diventate virali perché le maestre stesse delle scuole l'hanno preso, stampato e dato agli alunni, no? In giro per l'Italia. Ho detto, cazzo, pensa come siamo messi. E quindi poi da là abbiamo fatto altre 3 schede con l'aiuto di 3 madrine d'eccezione che sono persone molto particolari, sono 3 grandi amiche, una è Rosita Celentano, la figlia di Adriano, una è Natascia Stefanenko e l'altra è Maddalena Corvaglia. E sono persone che nella loro vita, secondo me, a parte che se la spassano da morire, fortunate loro, ma al di là di questo vivono con estrema curiosità e passione e quindi hanno potuto mettere degli input interessanti dentro a questo libro. È un libro che si può leggere dai 12 ai 99 anni, meglio ancora se lo si fa insieme, se avete nipoti, figli, amici, ok? E basta, si va dai compiti molto difficili, come ad esempio fare la doccia fredda, che ho scoperto che sta diventando tipo quello che questa cosa non la farò mai, mi dicono. E funziona? Ha dei benefici, no? Ecco. Ha cose molto più semplici, tipo abbracciare un albero o piantare un chiodo, non in quell'albero, da un'altra parte, perché sennò. Però ecco, ci sono questi input qua, è una roba molto leggera. Finita la presentazione del libro, grazie mille. Buone cose a tutti. Chi è mai stato a uno dei seminari che tengo di macroeconomia, la grande truffa, tasse e debito pubblico? Abbiamo iniziato un piccolo gruppo nel 2012 e questo format itinerante che porto in giro sono 7 dopo aver letto il libro Euroschiavi. Però da lì ho capito una cosa, ho cominciato ad analizzare, a studiare ed ho capito che l'unico problema che noi abbiamo è semplicemente il fatto che noi non abbiamo la nostra sovranità monetaria, cioè non siamo padroni della nostra moneta. Io vi assicuro che potremmo fare tante cose, non andare nei supermercati, giustamente come è stato detto, tutto quello che vi viene in mente, coltivare i nostri orti, che da anni il metodo Cappello, quindi abbiamo decine e decine di orti in cui non quest'estate, che ovviamente è stata la più calda del millennio, ma l'anno scorso, che un po' più calda era, credo che i nostri abbiano bagnato l'orto 2 volte, forse ecco qualcuno una volta in tutta la stagione. Quindi non si tratta di essere catastrofisti e dire perché ci sarà la mancanza di acqua eccetera eccetera, no, si tratta di dire siccome stiamo depauperando il nostro suolo, siccome stiamo rovinando tutto con questo tipo di agricoltura, l'unica cosa che possiamo fare è pian pianino riuscire a ridare alla terra, facciamo in questo pomeriggio, queste 4 ore, è quello di cercare di portare pian pianino quello che è il nostro livello di conoscenza un po' più in alto per colmare questa che viene chiamata appunto asimmetria informativa. È ovvio che in un incontro ci servono, è come avere un alfabeto. Ci serve poi per andare a capire i discorsi, le parole di tutto quello che riguarda l'economia. Il primo concetto che si esplora è quello della banca, delle banche. Che cosa sono le banche? Le banche sono delle istituzioni private, hanno degli azionisti, devono produrre utile per i loro azionisti. Perfetto. Come lo fanno? Lo fanno vendendo il loro prodotto. E qual è il prodotto delle banche? Allora, il lavoro della banca è quello di erogare credito e incamerare questo credito passato un determinato periodo di tempo maggiorato degli interessi. Perfetto. Allora, il lavoro della banca
è quello di erogare credito e poi farselo restituire con gli interessi. Qualsiasi altra cosa vi abbiano insegnato. E poi un altro criterio è quello di dire che se io erogo 1000 è meglio che erogare 100, perché io da 1000 posso estrarre più utili rispetto a 100. Quindi questi due criteri sono: il primo, più cicciotto è, meglio è; il secondo, darlo a clienti che possano essere solvibili. I clienti delle banche sono i cittadini, le imprese e le nazioni. Queste sono le tre grandi categorie dei clienti delle banche. Allora, secondo voi, e io so che le risposte sono completamente diverse da quelle che davano 10 anni fa le persone in sala, in base a questi due criteri che abbiamo visto, secondo voi quali sono i migliori clienti delle banche? E per il discorso della solvibilità, che cos'è che ha una nazione che né un cittadino né un'impresa ha? Non è che la banca sia brutta e cattiva, cioè fa il suo lavoro, fa quello che fa ogni fornitore nei confronti dei propri clienti, giusto? Il secondo argomento, il secondo concetto da capire è che cos'è la finanza. La finanza è un'istituzione privata, ha degli azionisti, deve produrre utili per gli azionisti. Come lo fa? Lo fa creando e vendendo prodotti finanziari di cui tutti avete sentito parlare, giusto? Bene, cosa sono i prodotti finanziari? I prodotti finanziari sono una per cui è stato cancellato il Glass-Steagall. Banca e finanza abitano nello stesso edificio e si trovano. E allora Stefania dice a Roberto: mi sembri preoccupato? Cosa c'è, però Roberto? Non va sempre così, perché vedo che qui siamo tanti di una certa età, per cui se io dico la parola latte, pomodori, sono stata chiara? Lì ho bisogno di un altro mondo, tant'è vero che i prodotti finanziari in circolo sono n volte il PIL mondiale, pensate voi. Comunque partono tutti da questo concetto, la finanza. Questa è la prima, e dice che questa trafila deve essere fatta da un cittadino, da una impresa o dalle nazioni. E il secondo criterio è quello che ci dice che il bilancio di una nazione è uguale al bilancio di una famiglia. Attenzione, non sto dicendo che sia vero, è il criterio economico di libero mercato, ci dice che il bilancio di una nazione è uguale al bilancio di una famiglia. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un buon padre di famiglia e guadagno 1.500, sono un buon padre di famiglia se ne spendo ogni mese 1.200 e 300 li metto via, perché faccio questo piccolo accumulo che poi mi servirà se devo cambiare l'automobile o fare tante altre cose. Se sono un mediocre padre di famiglia, con quell'accumulo che sono andati a prendersi, hanno cominciato a fare sviluppo. Non è finita lì, perché qualche anno fa, senza fare nomi, qualcuno aveva bisogno di qualcosa, è andato da un'altra parte, li ha asfaltati di bombe e si è portato a casa quello che gli serviva. È chiaro il concetto? E poi l'aneddoto che racconto sempre, perché questa, l'azione coloniale, è semplicemente un'azione di predazione ed è quello che sta succedendo attualmente al mondo. Adesso noi non abbiamo tempo perché voglio chiudere e passare la parola a Gianmarco, perché poi si andrebbe ad analizzare che cos'è un bilancio, cosa sono i bilanci delle nazioni, e da lì si parte per un excursus fino a capire tutto il sistema e la filiera della moneta, delle comunità, come nascono le comunità e che cosa devono avere le comunità per essere delle comunità che non pensano a predare le comunità vicine, ma con un modello di cooperazione fra comunità. Vi ringrazio. Adesso passiamo, facciamo un paio di domande a testa. Qualcuno ha domande per Matteo, che se dopo deve lasciarci? Scusa un attimo, allora nel tuo intervento hai citato una serie di personaggi che hanno dimostrato di avere una certa disobbedienza e che poi come precursori hanno creato dei movimenti e che hanno portato a un cambiamento. Se noi guardiamo la storia dell'Italia degli ultimi 30 anni, noi abbiamo avuto uno che nelle piazze si agitava e urlava Roma ladrona, ha creato un movimento, quindi la Lega, che è cresciuta, è arrivata ad avere un livello di potere di un certo tipo, è entrata nel sistema ed è stata appiattita. Un secondo
qualcuno che nelle piazze urlava i Vaffadei, che creava dei movimenti in cui i giovani andavano e cose di questo genere. Quindi questo signore ha fatto esattamente lo stesso tipo di percorso, è arrivato a un livello di governo e il Presidente del Consiglio che ha chiuso gli italiani era il signor Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle. E adesso vengo a un'altra cosa che ho visto ieri, sì, la domanda. Tu che mi pare hai seguito sia Grillo che il Movimento 5 Stelle, quindi eri a contatto con quelle persone, come ti spieghi tu dalla tua osservazione che tutte queste persone che si sono spese per portare qualcosa di nuovo in Italia sono diventate lo strumento attraverso il quale il governo è riuscito a chiudere gli italiani? Grazie. Grazie della domanda. Ma innanzitutto io farei proprio una differenza tra i personaggi che ho citato prima e questi ultimi, nel senso che io stesso infatti dico che per me la soluzione non è quella cosa lì, non è la politica. I personaggi che ho citato prima non hanno fatto la politica dei partiti, no? Ecco, se devo dirne uno attuale è Julian Assange, cioè, ok, se devo accomunarne uno tra i disobbedienti e che un domani diventeranno eroi e che hanno messo in moto dei movimenti, cito Assange, non cito né Bossi né Grillo, per dire, no? Però al di là di questo, la risposta invece sui 5 Stelle, io ho a che fare con loro per anni e in maniera anche molto stretta, perché per 3 anni e mezzo ho seguito un parlamentare. Loro sono stati fagocitati, sono stati mangiati dal sistema completamente. Io sono convinto che ci fosse un buon progetto alla radice, che ci fossero degli ideali validi. Infatti, secondo me, l'inizio della fine è stata la morte di Casaleggio, è stato quello lo spartiacque. Casaleggio era la mente, era la visione, Grillo è sempre stato la voce, il megafono. Nel momento in cui è venuta a mancare la visione, tutto il resto è crollato, e quindi i compromessi politici e tutto quello che avevano promesso di fare non hanno fatto. È per questo anche dico che non si può cambiare il sistema giocando con le loro regole del gioco, bisogna farlo al di fuori del sistema. Perché i 5 Stelle è stata secondo me l'ultima speranza che avevamo di provare a cambiare il sistema dall'interno con le loro regole del gioco, ma abbiamo visto che non si può, non ce la si fa. Ma io sono estremamente convinto del fatto, perché l'ho visto da vicino, che alla base c'erano degli ideali sani e buoni, però poi sono stati tirati dentro e uno alla volta si sono persi per strada fino a creare il mostro, perché per quanto mi riguarda è un mostro politico, di Conte. Spero di averti risposto. Grazie a te. Qualche altra domanda per Matteo? Che così dopo Sì? Ok. La mia domanda è semplice, anche a tutti e due, volendo. Matteo, nelle vostri incontri che fate, quanti giovani ci sono? Prima. Seconda, mi sembra, a un mio punto di vista, che loro giocano anche molto nel creare nei giovani un'ideologia già adesso per il futuro. Come si possono risvegliare? Basta. Allora, riguardo i giovani agli eventi, pochissimi purtroppo, però pian pianino ne vedo qualcuno che si sta avvicinando. E fa strano dirlo, ma il problema secondo me non è dei giovani, il problema è nostro. Cioè, io credo che dobbiamo smetterla di starcene su un piedistallo a giudicare, a puntare il dito, a dire ai miei tempi era meglio, siete tutti rincoglioniti, perché se sono rincoglioniti è colpa nostra, poi non è colpa loro. Al di là di questo ti dico che quando ho iniziato a fare degli eventi 2 o 3 anni fa non vedevo un giovane, okay, che veniva né in piazza né negli auditorium, ai teatri. Adesso pian pianino ne sto iniziando a vedere. E ne sto iniziando a vedere da quando anch'io ho cambiato tipo di comunicazione e soprattutto piattaforme di comunicazione, perché alla fine di un evento 1 anno fa un ragazzino di 19 anni mi ha detto: ma ti rendi conto che qua non ci sono i miei coetanei? E io ho detto: hai ragione. E fa: per portare i miei coetanei dobbiamo parlare con i miei coetanei. E come si fa a parlare con i miei coetanei? Con TikTok. Io avevo dei pregiudizi nei confronti di TikTok, come ce li abbiamo tutti, perché per me TikTok era il social network dei balletti stupidi, no? In realtà era un pregiudizio dato dalla mia ignoranza.
questo ragazzino di 19 anni, perché gli ho risposto, portami tu su TikTok, come faccio io che non lo conosco? Non conosco quella lingua. E ho detto, non ti preoccupare, tu continua a fare quello che fai, io prendo i tuoi contenuti, li traduco nella lingua di TikTok, perché è un'altra lingua, e vediamo cosa succede. A distanza di un anno c'è un account con 70.000 iscritti, ma la cosa incredibile è che alcuni video con contenuti insomma, di una certa difficoltà, che parlano di geopolitica, che parlano di disinformazione, che parlano di greenwashing spietato da parte dell'ENI con conflitti di interessi, cioè hanno milioni di visualizzazioni. Allora qual è il punto? È che se tu gli dai i balletti stupidi, è chiaro che hai in cambio di ritorno i balletti stupidi. Se tu gli dai contenuti di spessore, hai poi in cambio persone che vengono magari anche agli eventi dal vivo e sono pronti anche loro a battersi, a collaborare. Quindi ecco, l'ultimo punto mi dice come facciamo? Secondo me bisogna riaprire un dialogo che abbiamo perso completamente, proprio più per colpa nostra che per colpa loro, no? E quindi secondo me è questo che va fatto, dobbiamo sforzarci di coinvolgerli di più, di non dare per scontato tutta una serie di cose che pensiamo di sapere che non è così. Anche questa cosa di dire che le generazioni di oggi sono perse, piuttosto che non è vero, io sto conoscendo giovani che sono fortissimi, che sono avanti anni luce, quindi è da là che bisogna ripartire. Poi è chiaro che non è che si può salvare tutti, c'è anche sta storia qua, no? Che noi da anni cerchiamo a tutti i costi di portare tutte le persone a pensarla come noi, ma chi l'ha detto? C'è bisogno di una massa critica, non c'è bisogno del 100% delle persone. Le grandi rivoluzioni nella storia dell'umanità non sono mai partite dalle masse, sono partiti dai piccoli nuclei di cittadini che poi hanno preso dentro altri, quindi è quella la direzione secondo me, e in tutto questo ci sono anche i giovani, che è fondamentale. Spero di aver risposto, non so se volevi aggiungere qualcos'altro. Qualche altra domanda? Ciao, allora volevo capire meglio la posizione del Mario nazionale. Cioè, Del Mario? sì. L'ex Mario nazionale. Il draghetto. Sì. Nel senso che, come hai spiegato, mi hai data una certa immagine che è condivisibile. Sì, però come si spiega il fatto che lui al di sotto si sta comportando un po' come il nostro Trump, il nostro Putin? Cioè ha iniziato la nazionalizzazione di grosse imprese. No, a me pare proprio l'incontrario. Cioè, Draghi è un esecutore dell'elite allineata e perfetta. È venuto a fare quello che doveva fare. Ha sempre dato questa immagine. Sì, ma lo continua a fare, mi sembra. Cioè, credo che sia proprio uno dei massimi rappresentanti dell'elite globale, così come del World Economic Forum, del Fondo Monetario Internazionale, eccetera. Quindi qualsiasi cosa che fa. Non è che sia funzionale a qualcosa che deve venire, per agganciarmi al discorso tuo? Allora, Mario Draghi è espressione di un potere italiano che in realtà è ai vertici dell'umanità, che non è neanche la mafia gazzara, non è neanche la finanza, ma sono i gesuiti. Ha utilizzato questa logica perché chi governa i processi politici dall'alto ha una caratteristica per poterli governare: la gente non lo deve sapere che sono governati da lui non deve proprio esistere, e chi conosce la storia sa che funziona così. La politica è questo, la politica in democrazia sono burattini in mano a burattinai. La difficoltà è capire chi sono i burattinai. Perché quando attaccano Gracis o Landi, perché anche di me qualcuno dice che sono un gatekeeper, perché parla bene di Trump, perché ci vuoi tenere tutti buoni, noi invece dobbiamo essere tutti come i vivi, andare a scrivere nelle pareti, abbasso il WEF. La difficoltà qual è? Capire chi effettivamente è sincero e chi è manovrato. Allora, come si può fare male a Gracis? Perché Gracis, che ha conoscenza e ha cultura, magari fa un gesto così, che è un gesto che ha una sua cultura, una sua conoscenza, no? Però è un gesto che magari richiama il terzo occhio. Allora, la gente ignorante pensa che il terzo occhio vuol dire che io sono un massone, obbedisco ai massoni, la piramide, quindi Gracis è un massone. No, Gracis è una persona colta e ha delle conoscenze da iniziato e magari qualche volta può fare qualcosa che richiama queste conoscenze. Se tu prendi quel qualcosa, ti costruisci tutto un ambaradan e dici questo qua è un burattino in mano alle massonerie, e lo distruggi, perché come cazzo fa lui a difendersi? Non si riesce a difendere.
Ovviamente tu sei un burattino, confermi? Forse, non so. Però scusa, mi riallaccio proprio a quello che ha detto Landi adesso. Se si guarda dai frutti li riconoscerete, nel momento in cui tu parli del disimpegno e dici che bisogna stare fuori dalla politica perché sono tutti uguali, danneggi chi si vuole opporre al sistema, non danneggi sicuramente il sistema. Siccome il vuoto siccome il potere non riconosce il vuoto, meno gente va a votare e più contano i voti dei partiti del potere, insomma. Sì, Cioè, fai il gioco dei grossi. Io la vedo un po' diversa, nel senso che certo che la vedi diversa, però anche i grandi rivoluzionari che tu citi, i vari Gandhi, Mandela, eccetera, eccetera, avevano tutti i loro padrini dietro che li proteggevano, perché non era mica Gandhi che si opponeva all'impero britannico, erano gli Stati Uniti che usavano Gandhi per far fuori l'impero britannico. Di conseguenza, cioè, come no, e la stessa cosa vale anche per Mandela. Probabilmente non l'avrebbero ucciso e Mandela non si avrebbe fatto 28 anni di prigione se avesse avuto qualcuno che lo proteggeva. Ne avrebbero fatto così, ne avrebbero creato un eroe meraviglioso che ti proteggo ma ti faccio fare 28 anni di galera. Curiosa come protezione. Comunque io in questo momento storico soprattutto la vedo come Mark Twain quando diceva che se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. Quindi esatto, cioè io non sì, appunto, io non credo molto in quella strada lì, dopo non voglio dire che io ho la verità in tasca, sto dicendo che in questo momento a me sembra che sia così, che non cambia nulla votare questo o quell'altro e quei partitini, tra virgolette, o meglio, quei candidati che hanno provato alle ultime tornate a entrare, io ho visto un grande senso di opportunismo, di cercare di anche lì magari crearsi una poltrona, una situazione comoda. Infatti avevano delle previsioni di arrivare al 7, 8, 10% e nessuno neanche è andato oltre il 2%, quindi sì, certo, le anomalie ci sono sempre. Però io sono d'accordo su questa cosa di Graci di non andare a votare. Graci, anche io ho detto, perché lui è massone e io no? Cioè, io pure ho detto che io non sono andato a votare e ho detto che andare a votare questa volta, soprattutto per i partiti di cosiddetta opposizione, che erano protesi del sistema, non era inutile, era dannoso. Perché il modo attraverso cui si è arrivati a queste elezioni dimostrava che non si voleva far emergere un'opposizione al sistema. L'opposizione al sistema in Parlamento è nulla. Va bene, grazie. Adesso Matteo, che ringraziamo tantissimo di essere stati qui con noi, si ferma giù per fare un po' di firmacopia, che ne ha piacere. Grazie. Grazie mille. Grazie.